I ticket non sono sicuramente un benvenuto per i nostri ospiti, però abbiamo sicuramente delle realtà che vanno governate e non farsi governare dal turismo. Il Consiglio è una di quelle dove la Regione intende governare il turismo e i suoi eccessi. A confermarlo il vicepresidente e assessore di comparto del Veneto, che però non specifica se con un biglietto d'entrata vero e proprio o il pagamento di uno stallo di sosta magari prenotato per tempo. Perché, secondo il vicepresidente Pavanetto, il futuro della piana divisa tra 3 comuni, 3 province e 2 regioni e in genere di tutte le località turisticamente ricercate sta nella tecnologia. Nell'era digitale tutte le informazioni che raccogliamo e che costantemente raccogliamo possiamo sicuramente invitare e fornire le informazioni ai nostri turisti per frequentare le nostre località nei periodi dove magari non c'è l'affollamento. Quindi prenotazioni d'entrata via web, non necessariamente a pagamento, ma sicuramente a numero chiuso, per il bene del turista e quindi del turismo stesso. Una cultura di rispetto del territorio e quindi un turismo responsabile e che sia anche, diciamo, rispettoso appunto di quello che è l'ambiente che lo circonda, rispettando non solo se stesso ma anche il turista a fianco che naturalmente non deve trovarsi ingorgato nel traffico.